Doveva essere la gara del riscatto per Avellino, invece è arrivata la bestia nera. Venezia ringrazia e passa ai quarti di Champions League, abissando con analogo scarto il risultato dell'andata, sorretta da una prestazione solida. Il finale 68-72. Questa per noi è veramente una qualificazione storica, siamo decisamente oltre le più rosee aspettative e adesso dobbiamo ancora realizzare di aver passato questo turno. Credo che alla fine delle due partite ci siamo meritati questa qualificazione. L'Umana concede poco e la Sidigas non va mai in vantaggio. Ribaltare il -4 dell'andata resta un miraggio in una gara affannosa per gli irpini, che hanno latitato nel tiro da fuori e faticato contro la zona di coach De Raffaele. Non era facile venire qui a giocare una partita di spessore così e soprattutto vincerla. Difesa a tutto campo e forte sugli esterni. La Real si presenta decisa in avvio. Lo 0-6 firmato da Peric e Horner è già un oscuro presagio per Sidigas, che fatica, ma quando ci riesce qualche risultato lo ottiene. L'azione dell'Umana è stata chirurgica e alla fine il risultato ha premiato la squadra di coach De Raffaele, che in conferenza ha elogiato i suoi e ringraziato la società. Vorrei condividere questa qualificazione con il club, con l'organizzazione del mio club, con lo staff che lavora duramente e naturalmente con i giocatori che anche stasera, cambiando l'allineamento rispetto al campionato, si sono sacrificati anche in una situazione molto difficile, però giocando una partita molto solida mentalmente.